Ben ritrovati dalla redazione. Una settantenne ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava al Grand Bar Excelsior di Largo Bonifacio a Trieste. È successo ieri intorno alle 17:30. La signora è stata soccorsa e rianimata e stabilizzata dal medico e dall'infermiere del 118. Il battito cardiaco ha ripreso. La settantenne è stata quindi portata con urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Catinara. Un uomo con precedenti di legge è stato denunciato a piede libero per aver minacciato con un pugnale gli agenti di polizia intervenuti nella sua abitazione di via Piccardi. I fatti su cui indaga la questura di Trieste e la Procura della Repubblica sono avvenuti nella tarda serata del 24 giugno. Stando a una sommaria ricostruzione dell'evento, la centrale unica per l'emergenza ha ricevuto numerose telefonate, tutte però senza richieste particolari. In una di queste, secondo quanto si è appreso, si sarebbe udita una voce femminile in sottofondo. Dopo gli accertamenti sull'utenza telefonica, gli agenti della squadra volante si sono recati sul posto. Una volta davanti alla porta d'ingresso, la polizia ha bussato, la porta è stata aperta dall'uomo che, dimostrando ostilità nei confronti delle forze dell'ordine, li avrebbe minacciati con un pugnale. Per questo motivo è stato quindi portato al commissariato di San Sabba per gli accertamenti di rito, una volta conclusi denunciato a piede libero. Un escursionista è stato colpito da un sasso sullo Gioff di Montasio nei pressi di Malborghetto Valbruna, causandosi, stando a una prima analisi, una frattura ad un osso del braccio. L'uomo, uno sloveno del 77, era quasi arrivato in cima al monte assieme a due connazionali. Dato che non c'erano altri turisti nelle vicinanze e il sasso gli è caduto addosso, sarebbe stato probabilmente smosso da uno stambecco. Cambiamo argomento. L'Assemblea dei soci della Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino SpA ha approvato il bilancio di esercizio 2024 che si è chiuso con un utile di 2,9 milioni. Contestualmente Alessandro Gorla è stato nominato presidente e AD di SIOT. Dal 1 luglio ricoprirà anche il ruolo di General Manager del consorzio TAL, succede ad Alessio Lilli. La salute e la sicurezza sul lavoro sono la misura di una civiltà. Vogliamo che il Friuli Venezia Giulia sia parte di un'Europa che dimostra i propri percorsi di civiltà. Per questo continuiamo a fare della prevenzione e della responsabilità collettiva una priorità. Così l'assessore regionale lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen è intervenuta al 4º Festival internazionale della salute e sicurezza sul lavoro in corso a Castello di Spessa, a Capriva del Friuli, dedicato quest'anno alle nuove frontiere della sicurezza tra rischi e opportunità. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile in montagna. Caldo afoso al pomeriggio in pianura, caldo anche nei fondovalle e sulla costa, mitigato dalla brezza durante il giorno. Nel tardo pomeriggio probabili rovesci temporali in montagna che poi verso sera e nella prima parte della notte potrebbero interessare anche zone di pianura e costa. Possibile qualche temporale più forte con locali forti raffiche di vento. Temperature minime in pianura fra 20 e 23, le massime fra 32 e 35 gradi, sulla costa minime fra 24 e 26, massime fra 29 e 32 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.